Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Martedì, ben trovati alla seconda puntata settimanale della nostra rubrica Auto da Fè, che rende omaggio a Elias Canetti in maniera molto impropria e molto modesta. Io questa mattina ho il piacere di avere con noi il professor Fabio Minazzi, il cui curriculum troverete riassunto nel link che correda la nostra trasmissione e anche il post sulla pagina Facebook della radio che introduce questa conversazione. Professor Minazzi, io intanto la ringrazio per la sua presenza. Grazie a voi. E buongiorno innanzitutto. Professore ordinario di filosofia della scienza e direttore scientifico, il professor Minazzi, del Centro Internazionale Insubrico Carlo Cattaneo e Giulio Preti, che ha fondato nel 2009. Tralascio il suo curriculum, peraltro nel link che noi abbiamo c'è tutta la sua ricostruzione biografica. Invito peraltro le ascoltatrici e gli ascoltatori a gustarsela la biografia del professor Minazzi, perché ha molto da dire. Lasciamo la curiosità antropobiografica a coloro che ci stanno ascoltando. Professore, noi ci sentiamo in occasione del fatto, anzi sulla scorta del fatto che è stato da lei e da altri, ma comunque principalmente da lei, organizzato un convegno internazionale che si è tenuto a Varese il 30 e il 31 ottobre scorsi presso l'Università degli Studi dell'Insubria, presso la quale lei insegna, un'occasione, un convegno di approfondimento e di dibattito intorno a una figura, un pensatore che tutti conoscono o conoscerebbero, per così dire, o dicono di conoscere o gli par di conoscere, ma secondo lei è un classico del pensiero. Lei cita Italo Calvino a proposito di questo autore e dice: classici sono quelli che non finiscono mai di dirci ciò che ci vogliono dire. Stiamo parlando di Karl Marx, no? In questo convegno si proponeva di riflettere sull'attualità critica radicale di Karl Marx, uscendo, lei mi corregga se sono improprio, professore, da un'interpretazione binaria per cui Marx oggi sarebbe o un cane morto, cioè un pensatore che non interessa più a nessuno perché è datato, oppure, diciamo così, un autore di culto, ma questo risale almeno a mezzo secolo fa, quando Marx era troppo di moda. Troppo di moda 50 anni fa, troppo rimosso oggi, professor Minazzi. Poi entriamo nel dettaglio, perché lei dice questo è un classico che ha ancora qualcosa da dirci oggi. Ma intanto bisogna superare alcuni crampi mentali che lei ha già richiamato con precisione. Marx non è un cane morto, ma è un classico, e come tutti i classici, se li interroghiamo ci danno risposte alle nostre domande di adesso. Ma nel caso di Marx la situazione è un po' più complessa, perché il senso comune, che ormai si è diffuso, è che Marx sia responsabile di quello che è successo all'interno del socialismo reale, o meglio, dei socialismi reali, che sono stati una tragedia storica. E si addebita appunto a Marx questa responsabilità, e quindi 1 più 1 fa 2, perché se Marx ha determinato questi regimi sono stati qualcosa di tragico, sono scomparsi, quindi scompare anche il pensiero di Marx. Ecco, questo è un senso comune molto diffuso ma sbagliato. Perché? Perché se andiamo a leggere Marx, vediamo che nella sua opera, nella sua riflessione, è stato un autore continuamente tormentato da poter approfondire quanto aveva fatto per darlo nella forma più rigorosa possibile. Troviamo tutti dei temi, delle esigenze, delle istanze che ci permettono di criticare radicalmente quei socialismi reali che sono appellati a Marx, tradendo ampiamente il suo pensiero. Perché Marx ha sempre cercato di lavorare per una società di liberi uguali, basata sull'autodeterminazione, e il socialismo reale, se prendiamo solo quello russo, era esattamente l'opposto di questo progetto. Ecco, professore, lei racconta nella sua biografia sintetica, che possono leggere anche ascoltatrici e ascoltatori al link che dicevo prima, lo trovate sulla pagina Facebook della radio, che a fine anni 80 del Novecento, per un dottorato di ricerca, si trasferì, per ragioni di studio, in diversi paesi europei, tra i quali la Polonia, e lì si rese conto di quel processo di vangelizzazione, tra virgolette, del pensiero di Marx, no? Dottrina di Stato dogmatica, l'esatto contrario
del pensiero perennemente critico e autocritico e evolutivo dello stesso Marx, no? Questa deformazione, potremmo dire positivistica del pensiero di Marx, che nel socialismo reale ha messo capo a questo materialismo dialettico, che era una cattiva metafisica di impianto religioso, sostanzialmente, che era imposto obbligatoriamente. Io lo scoprì proprio lì in Polonia, perché all'Università di Torun, che è sul confine tra la Polonia e la Russia, la grande patria di Copernico, io ero lì per una tesi di dottorato su Galileo, quindi. E però mi resi conto che qualunque studente di qualunque indirizzo di studio universitario era obbligato una volta all'anno a seguire e a dare l'esame sul materialismo dialettico, quindi era una forma imposta veramente. Ecco, da questo punto di vista però il problema era già nato quando Marx era ancora vivo, perché noi sappiamo che verso la fine della sua vita lui amava ricordare «Je ne suis pas marxiste». Io non sono affatto marxista, la detta da Marx è singolare. Professor Minazzi, questo mi induce a farle una domanda. Negli anni che furono, quegli anni 60 e 70, nella quale praticamente tutti agitavano o il libretto rosso o si dicevano marxisti, si era veramente capito qual era il pensiero di Marx, secondo lei, anche da parte di illustri intellettuali che l'hanno poi propagandato. Lei fa l'esempio anche di un grande filosofo che a un certo punto dice: ma io non mi occupo di Marx dopo il manifesto del Partito Comunista, cioè dopo il 1848, perché lì Marx non è più un filosofo, non pensa più, non è più un pensatore. E lei invece dice proprio il contrario: il manifesto del Partito Comunista Marx lo lascia inedito, perché non è contento, perché deve metterci mano ancora, perché sta riflettendo. Il Capitale sarà la sua opera vera, ma lo abbiamo conosciuto veramente, ce l'hanno spiegato veramente bene? No, guardi, allora, sul piano del socialismo reale succedeva quella dogmatizzazione del pensiero, quindi lì non si studiava criticamente. E quei pochi che hanno studiato sono stati eliminati da Stalin, quindi abbiamo già detto tutto. In ambito occidentale si è delineato il cosiddetto marxismo occidentale. Cos'è il marxismo occidentale? È la scoperta di importanti inediti giovanili di Marx, cioè l'ideologia tedesca, i manoscritti economico-filosofici, che sono stati letti con grande entusiasmo, però nella convinzione che lì ci fosse la filosofia di Marx e che tutto il resto, ciò che lui aveva fatto dopo, quindi la pubblicazione per la critica dell'economia politica e soprattutto il Capitale del 1867, che è la sua opera somma, non avessero più nulla a che fare con la filosofia. E quindi è successo che si è letto Marx sulla base degli inediti, contrapponendoli ai testi editi. È data un'operazione veramente di distorsione storiografica, perché se un autore non pubblica un testo avrà dei motivi e noi non possiamo contrapporre il testo che ha lasciato inedito a un testo edito. Certo, studieremo l'inedito per capire l'evoluzione del pensiero. Basti oggi, che è in corso di pubblicazione la Mega 2, cioè l'edizione filologica delle opere di Marx e Engels, basti questo dato che ci fa pensare. Noi sappiamo che Marx ha pubblicato nel 1867 il Capitale, ma oggi se leggiamo tutti i testi preparatori che hanno accompagnato la stesura del 1867, sa quanti libri dovremmo leggere? 13 per leggere il Capitale. È chiaro che c'è un eccesso filologico, ma la filologia ben venga perché ci aiuta a capire i movimenti di pensiero. Però ciò che rappresenta la formazione più matura del pensiero di Marx è il Capitale, quindi è quello che dobbiamo leggere. Naturalmente anche lì le cose non sono semplici, perché lui fa una prima edizione nel 1867, una seconda edizione in francese dove fa delle integrazioni molto interessanti e poi una terza edizione tedesca in cui vengono fatte ancora le varianti. Però questo non ci impedisce di leggere il testo, perché possiamo leggere le traduzioni che abbiamo in Italia, anche quella recente che è uscita da Einaudi per i millenni, che è veramente bella, e ci riportano tutte le varie integrazioni e variazioni. Quindi noi è quel testo che dobbiamo studiare. Quindi l'esigenza di questo convegno era proprio di ripartire dalla centralità del Capitale. Ecco, io poi mi viene da dirle subito, glielo chiedo subito perché pensavo di farle altre domande, ma gliele faccio dopo. Che cosa ci dice oggi allora, professor Minazzi, il Capitale di Marx? Cosa ci dice per il nostro mondo, no? Perché come lei ha anche ricostruito, molti dicono ma adesso siamo in un'epoca globale completamente diversa da quella in cui pensava e agiva Marx, che era quella del tardo capitalismo, diciamo di fine Ottocento, eccetera, eccetera. Oggi non c'entra più nulla il pensiero marxiano con la realtà moderna. E invece
Al contrario, lei È dice una no, domanda, ripartiamo è dal la capitale. domanda, Cosa ci dice oggi è la il do- capitale? è la domanda centrale quella che lei ha fatto, perché è la domanda che dobbiamo porci sempre quando studiamo un classico. Allora, vediamo cosa ha fatto Marx. Marx, per scrivere il Capitale, che ha fatto? Ha studiato analiticamente a livello globale, allora era ancora all'inizio, quello che era il modo di produzione capitalistico della sua epoca e ne ha dato una disamina critica che è un classico. Questa disamina critica ci aiuta a capire il nostro mondo oggi? No, perché noi dobbiamo fare per il nostro modo di produzione capitalistico globale esattamente quello che ha fatto Marx, cioè studiarlo, indagarlo. Però il capitale ha fatto qualcosa che invece ci concerne, perché il capitale, anche letto oggi, ci spiega la genealogia della nostra società. Prendiamo un problema che adesso è all'ordine del giorno, quello ecologico. Sì. E quando Marx indaga quello che lui chiama il ricambio organico tra l'uomo e la natura, pone proprio questo problema, cioè il problema che i beni della natura non sono infiniti, come pensava l'economia di Riccardo, di Adam Smith, no? Se non leggiamo Adam Smith, l'aria, l'acqua non hanno valore, che sono beni infiniti. E invece Marx si rende conto che non sono beni infiniti e quindi il capitalismo cosa fa? Urta contro questo che sono i limiti della natura. Cioè, l'apertura del quinto capitolo del Capitale è bellissimo da questo punto di vista, è famosissimo, perché Marx, parlando appunto del ricambio organico tra l'uomo e la natura, dice: ma che differenza intercorre tra un'ape che sa costruire delle cellette del suo alveare in modo perfetto e l'architetto? L'ape e l'architetto. Okay. E la risposta di Marx per me è importantissima. Ciò che fa la differenza è che l'architetto, anche se è un cattivo architetto, quando fa il suo progetto lo pensa prima, mentre l'ape non lo pensa. Segue dei movimenti necessari, un imprinting che fa parte della sua natura, ma non pensa all'oggetto. Ecco qui l'importanza. L'uomo si distacca dal mondo animale nella misura in cui introduce in quello che fa, anche storicamente parlando, un'intenzionalità. Infatti, se chiediamo a Massimo qual è il primo gesto storico dell'uomo, lui ci risponde in un modo che assolutamente oggi non sarebbe condiviso da nessuno, ma prezioso. È il gesto tecnologico. Quando lo scimpanzé col bastone cerca di colpire la mela per farla cadere e mangiarla, introduce tra la natura e la sua esigenza una mediazione tecnologica. La storia nostra, dice secondo Marx, è nata proprio da una tecnologia. Se io prendo anche Un po' come il la scena del film di Kubrick, 2001 Odissea nello spazio, all'inizio, no? Le scimmie col bastone. Esatto, ma potremmo dire anche nella Bibbia c'è questo, perché cosa succede ad Adamo ed Eva quando vengono scacciati dal paradiso perché hanno mangiato del frutto dell'albero della conoscenza? Questa è una domanda che faccio io a lei. Cosa succede? Quando arriva l'angelo con la spada infuocata e li butta fuori al paradiso dicendo tu lavorerai col sudore della tua Sì, fronte, sì. che succede? È che loro escono e a un certo punto provano vergogna Sì. dei loro corpi, sono nudi, si vedono nudi, prendono la foglia di fico famosa per coprirsi. Domanda: perché prima nel paradiso terrestre non avevano questo problema, non si vedevano nudi? E perché dopo sì? Perché la conoscenza, questa è la risposta di Kant e anche di Marx, la conoscenza ci permette di uscire dallo stato dell'animalità. Anche il mio gatto gira per casa nudo, ma non lo sa. Il cane è la stessa cosa. L'uomo invece inizia a capire. E allora il gesto tecnologico è quello che, naturalmente, per Marx il gesto tecnologico è legatissimo al modo di produzione. Il modo di produzione, secondo Marx, qualifica l'intera formazione economico-sociale, quindi quella greco-romana basata sulla schiavitù, quella medievale sulla servitù greca e quella moderna basata sul lavoro operaio. Ecco, professore, quindi il capitale potrebbe essere reso attuale o comunque è attuale, essendo Marx un classico, lei sostiene, da un punto di vista anche di metodo, soprattutto, no? Assolutamente Non sì. tanto di analisi della società No, circostante, ma di metodo. è impressionante vedere come lavora Marx. Perché è così tormentato? Proprio perché è sempre spinto a fare una ricerca che sia la più rigorosa, la più comprensiva possibile e si rende conto della complessità dei temi. Basti dire che Marx ha lasciato di manoscritti inediti 2 metri cubi di appunti, 2 metri cubi. Cosa scriveva in questi appunti? Sono tutti i libri che lui leggeva, che si sintetizzava
e si occupava dei campi più diversi. A un certo punto, quando è anziano, inizia a studiare il russo perché capisce che per studiare l'evoluzione dell'economia primitiva russa doveva conoscere i documenti. È un bellissimo esempio, no? Perché anche se sei anziano, lui riparte come se fosse un ventenne. E la lezione di metodo di Marx in questo senso è ancora valida per noi. Bisogna essere rigorosi, bisogna essere seri, studiare con rigore e naturalmente il capitalismo cui ci troviamo di fronte oggi è molto diverso da quello dell'Ottocento e quindi dobbiamo studiare questo capitalismo. Però la genealogia di questo mondo in cui siamo è sempre del capitale del Milan, che è stata l'opera fondamentale per capire lo sviluppo del capitalismo. Ecco, professor Minazzi, c'è un altro punto, credo molto interessante, che ha costituito anche un perno intorno al quale credo si siano svolti i lavori del convegno internazionale a Varese il 30 e 31 ottobre scorsi, ovvero lei sottolinea che se usciamo dalla polemica politica e approfondiamo lo studio dell'opera di Karl Marx, possiamo arrivare a una conclusione, che Marx ha sempre pensato che il comunismo andasse interpretato e concepito come il movimento reale che abolisce lo stato di cose presente, no? Quindi il contrario della mummificazione totalitaria dei regimi cosiddetti del socialismo reale, no? Perché abolire lo stato di cose del presente significa essere aperti a qualcosa di totalmente diverso per il futuro. Quindi non è una dottrina statica, monolitica, totalitaria. Al contrario, è un pensiero molto aperto. Ecco, questo mi viene da dire un altro aspetto, diciamo così, che di Marx conosciamo poco, tutto sommato, no? Sì, ma assolutamente, ma potremmo fare anche questo rilievo molto più terra a terra, ma assolutamente emblematico. L'ultima frase con cui si chiude il manifesto del Partito Comunista, che è del 1848, è notissima: proletari di tutto il mondo, unitevi. E Marx ha fatto questo, ha creato l'internazionale dove c'erano anime diverse, con scontri, con conflitti. E se andiamo a vedere anche le critiche al programma di Gotha, Marx è sempre vicino alla realtà per appoggiare, come lei ha ricordato bene, quegli elementi che permettono di modificare il mondo in cui siamo stati catapultati con la nostra nascita e quindi con la nostra vita. Ecco, questa sensibilità in genere è stata persa. La sinistra stessa che si è appellata a Marx, una cosa ha fatto, non proprietari di tutto il mondo unitevi, ma ha continuato e continua anche oggi a dividersi sempre più. Ecco, è banale questo, però vuol dire, questa c'è la distanza. Marx ha capito che se vogliamo cambiare la società bisogna trovare delle alleanze, bisogna trovare, noi diremmo con Gramsci, delle egemonie per poter operare. In questo senso c'è una bella formula che usava Lenin, che secondo me caratterizza bene il pensiero di Marx. Lenin diceva: cos'è in fondo il pensiero di Marx? È analisi concreta della situazione concreta e quindi è studio. Se non si studia la realtà non si può cambiarla, perché bisogna comprenderla. Ecco, un altro aspetto che mi ha molto interessato circa questa lettura dei testi marxiani, fuori, diciamo, dalle ortodossie appunto istituzionali, no? La lettura dei testi, lei sottolinea, consente di arrivare anche a un altro nodo, mi sembra molto importante, ovvero che Marx pone sempre al centro del suo progetto politico rivoluzionario, no? Perché quello che dicevamo prima, il movimento reale che abolisce lo stato di cose presente implica una rivoluzione in senso proprio anche etimologico, cioè un cambiamento completo dell'assetto attuale, dell'assetto presente per così dire, dei vari assetti presenti, perché ogni volta si tratta di muoversi verso l'abolizione dello stato di cose presente, che mi fa anche fare un'altra domanda, professore, ma Marx era uno che non poteva mai dire allora di avere raggiunto un obiettivo, no? Da questo punto di vista. L'obiettivo qual è? Cioè, esiste in Marx un obiettivo finale, tra virgolette, o comunque un obiettivo ideale. Però l'altro aspetto che volevo sottolineare accanto a questo è che, appunto, andando al nodo del pensiero marxiano, il progetto politico, lei l'ha detto prima, è centrato sull'autogoverno delle diverse comunità, una cosa completamente opposta rispetto ai totalitarismi, no? Di qualunque natura, ma se vogliamo anche rispetto allo Stato nazionale borghese come dall'800 al 900 si è poi configurato. L'autogoverno delle comunità cosa significa? Io ho ricordato prima che il suo centro studi si rifà anche a Carlo Cattaneo, no? Grande pensatore che sulle comunità ha fondato anche il suo pensiero federalista, no? Una cosa che veramente stupisce, Cattaneo non ha letto un rigo di Marx, non lo conosce. Però se andiamo a prendere ciò che ha scritto Marx e ciò che ha scritto Cattaneo,
più o meno nel stesso range temporale, c'è una convergenza di fondo. Ad esempio, sull'oggetto tecnico, Marx e Cattaneo sanno che l'oggetto tecnico non può essere visto come ancora oggi, nel 2025 lo vede la cultura dominante, cioè come qualcosa che si contrappone all'animo umano, che alienerebbe l'uomo. Per loro cos'è l'oggetto tecnico? È l'intelligenza dell'uomo che si materializza in un oggetto che non esiste in natura, ma che l'uomo ha costruito. Quindi è l'esaltazione della capacità dell'uomo. In secondo luogo, questa ricerca di una società di liberi e uguali, questa è la formula che usa Marx, lui non dà nessuna descrizione perché sennò finirebbe nel socialismo utopista che pretendeva di fingere il mondo che doveva essere costruito. Questa autonomia vuol dire, ad esempio, in termini mondiali, che la Terra è la navicella su cui tutti noi ci muoviamo nello spazio e che dobbiamo tener conto delle condizioni in cui questa navicella funziona, perché se inquiniamo l'aria, inquiniamo l'acqua e facciamo quello che stiamo facendo allegramente in questo momento, saremo noi la causa della scomparsa dell'umanità. Quindi Marx ha questa visione, non è una visione nazionale, per cui lui è internazionalista. Oggi potremmo dire lo Stato in Europa si dovrebbe riconoscere dentro la federazione degli Stati europei e questa federazione si dovrebbe riconoscere una federazione a livello mondiale, non di Stati, ma diciamo un'utopia che non c'è in Marx, ma noi la potremmo ricavare. Oggi noi siamo di fronte a un conflitto che è palese, cioè gli assi del mondo si stanno spostando, benissimo. Però se noi pensassimo di costruire ipoteticamente un Parlamento mondiale che rappresenti non gli Stati, ma le popolazioni, ci sarebbero conseguenze molto importanti per una società di liberi e uguali. Perché? Perché in primo luogo noi occidentali che deteniamo il maggior sviluppo economico e la maggior forza, non saremmo la maggioranza, saremmo la minoranza. Ecco, certo allora, professore, una formula però come l'autogoverno delle comunità è molto forte ed è quanto di più lontano dal marxismo ortodosso, tra virgolette, o comunque ufficializzato ci sia, no? io direi in una sintesi, è una prospettiva che va verso il federalismo mondiale. Il federalismo mondiale è qualcosa, come diceva bene Cattaneo, che tutela la libertà dell'individuo. Quindi lei non ci sta dicendo che Carlo Cattaneo era un marxiano perché non lo conosceva nemmeno. Però è molto interessante che poi alla fine questi due pensatori convergano su alcune cose, no? Assolutamente. E poi teniamo conto che appunto Cattaneo è una personalità straordinaria, è uno dei maggiori intellettuali che l'Italia ha avuto nell'Ottocento. E c'è un altro che forse aveva quell'approccio di essere concreto e molto concreto, no? Nell'analisi della realtà vera che stava intorno a lui. Certo, il Politecnico è un monumento da questo punto di vista. Leniniano anche lui, diciamo, per certi versi. L'analisi concreta e situazione concreta è la sintesi con cui Lenin presenta il pensiero di Marx. Penso che sia corretto, perché questo è Marx, analisi concreta della situazione concreta. E noi non possiamo chiedere a Marx di fare lui l'analisi della nostra situazione, ma farla noi. E se non la riusciamo a fare, la colpa è nostra, non di Marx. Ecco, quindi mi viene da dire, ma ci sono pensatori marxiani che operano in questa direzione, secondo queste premesse metodologiche, secondo lei oggi? Ma allora, ci sono dei straordinari studiosi Perché mi viene da dire, professore, non voglio interromperla, però è stimolante questo discorso, secondo me. Mi viene da dire che un filone di analisi di questo tipo sarebbe estremamente proficuo per il nostro dibattito politico, che si è andato impoverendo in una maniera, credo, non è un luogo comune, questo è proprio una constatazione oggettiva, no? Si è andato impoverendo in maniera quasi drammatica. Sì, io direi che allora ci sono degli studiosi straordinari dell'opera di Marx attuale, ma quello che lei pone è un problema più generale. Paradossalmente, salvo il mio errore, no? Non vedo la presenza di studiosi che si muovono in quella direzione, che è stata la direzione di Marx. Però vediamo che ci sono aspetti della vita culturale, civile e sociale che vanno in quella direzione, anche se non hanno la costruzione teorica che aveva dietro Marx. Penso che questa è la nostra fase, c'è una fase un po' di confusione. E in questa confusione, appunto, stiamo assistendo a un assetto del potere a livello globale e penso che se non riusciamo a prendere in mano presto, come avrebbe detto Cattaneo, la nostra libertà,
rischieremo di perdere. Professore, abbiamo ancora pochi minuti. Io le rubo questi pochi minuti per un altro paio di punti che mi hanno colpito e interessato rispetto ai temi di questo convegno e alla riflessione intorno alla figura di Marx. Per esempio, lei cita a un certo punto come emblematico il capitolo 24 del primo libro del Capitale, laddove Marx si occupa della fase iniziale, l'aurora dell'era della produzione capitalistica, la genesi storica del capitalismo al suo primo stadio. Lì c'è una considerazione che mi ha colpito molto e sulla quale vorrei qualche delucidazione da lei. La proprietà privata capitalistica, dice Marx, è una cosa diversa dalla proprietà privata individuale fondata sul lavoro personale. Quindi la proprietà privata individuale che nasce dal lavoro dell'individuo non è un'aberrazione, no? Diventa qualcosa di completamente diverso, però la proprietà privata capitalistica è un'altra cosa. Non è una sottigliezza, non è una sottigliezza. Qui c'è tutta un'antropologia e anche una politica completamente differente tra un caso e l'altro, no? Tenga conto che quando Marx era vivo fu pubblicato a Proudhon, che era un federalista socialista francese piccolo borghese, diceva Marx, un'opera che ebbe un successo enorme. La proprietà privata è un furto. E Marx non è per niente d'accordo, perché bisogna distinguere tra la proprietà privata dei mezzi di produzione, che sono appunto una proprietà sociale, e oggi non lo sono perché sono in mano a una sola persona o a un solo gruppo di amministratori di una multinazionale, e la proprietà privata invece individuale, il maglione che io ho addosso. Ecco, tenere distinti questi due tipi di proprietà. E Marx quello che vuole cambiare è la strozzatura che si crea tra la forza sociale e la potenza produttiva dell'industria, che non si è mai vista in nessuna epoca storica precedente la capacità produttiva che noi abbiamo raggiunto, e dall'altro lato appunto la compatibilità di questo modo di produzione con la società di liberi e uguali. E quindi è questa strozzatura tra forza produttiva e rapporti di produzione che lui da rivoluzionario sottolinea che deve essere cambiato. Però a ben vedere le cose, se adesso io guardo il quadro complessivo del cambiamento, è qualcosa su cui ancora oggi si deve lavorare. Lei mi chiede, c'è qualcuno che sta lavorando in questo senso? La mia impressione no. No. Un altro punto, proprio così per flash e sotto la costrizione tirannica del tempo, poco che abbiamo, ma c'è anche un ragionamento molto interessante sulla questione della merce, no? Secondo l'analisi marxiana, sempre nel Capitale. A prima vista, scrive Marx, una merce sembra una cosa triviale, ovvia. Dalla sua analisi risulta invece che è una cosa imbrogliatissima, piena di sottigliezza metafisica e addirittura, scrive Marx, di capricci teologici. Ecco, questa visione della merce, del prodotto, sarebbe secondo me tale, una riflessione intorno a questi aspetti della merce, del prodotto, sarebbe ancora oggi potenzialmente rivoluzionaria. Uso questo aggettivo a sproposito, però piena e densa di conseguenze, anche antropologiche, non solo politiche, prima ancora che politiche. Lo usa a proposito, fa bene usare questo termine. Di certo quando Marx scrive il paragrafo quinto del capitolo prima sul feticismo, si sente che ha presente la lezione, lui si è riferito direttamente a quella di Hegel, e quindi quelle sottigliezze teologiche è il gioco che ha fatto Feuerbach nel ribaltare l'egelismo. Ma lui vuol dirci una cosa importante, che questi rapporti dentro il modo di produzione capitalistico abbiamo una sostituzione dei rapporti sociali tra gli uomini con un rapporto tra cose che vengono ipostatizzate, cioè gli viene data a categorie astratte una dimensione in realtà. Si pensa al capitale finanziario. Il capitale finanziario oggi per noi è una realtà che si affianca a quello del capitalismo produttivo. Ma che valore economico ha il capitale finanziario? Ecco, alla luce della teoria del valore lavoro che Marx riprende da Adam Smith e da Riccardo, la risposta è che è un lavoro parassitario, non è un lavoro di creazione di ricchezza. E questo penso che sia un elemento. Oggi il capitalismo è prevalentemente finanziario. Certo. E qui anche nei nostri territori l'abbiamo visto, cioè Varese come è cambiata, ha perso tutte le industrie, e Milano addirittura la stessa cosa, è diventata tutta nel terziario. Ecco, questa avanzata di questo capitalismo finanziario che non è un'avanzata sana. Sarebbe stato interessante capire cosa avrebbe notato Karl Marx di questa evoluzione del capitalismo, no? Purtroppo non c'è possibilità di avere... Però
però ci dà la chiave genealogica, cioè per capire il nostro mondo dobbiamo tenere presente che è lì che è stato, perché la sua gloria anche teorica è la scoperta del plusvalore. E questo elemento del plusvalore è così importante che tutta l'economia successiva a Marx non è stata in grado di criticarlo. Allora ha preferito andare in un'altra strada, no? In genere sull'economia si studia l'andamento dei prezzi nel mercato, e lì si inizia e lì si finisce. Nelle facoltà di economia la storia del pensiero economico, che una volta c'era, adesso non viene più insegnato, perché domina appunto l'analisi del mercato in quanto tale. Ma questo, direbbe Marx, è un feticcio dietro il quale cosa c'è? Il lavoro degli uomini. Rimane a livello di valore, come si dice, il PIL di una nazione cos'è? Ciò che la nazione produce. Marx aggiungerebbe, e Cattaneo l'ha fatto in modo autonomo, che nel PIL va inserito anche l'intelligenza, la conoscenza, che è una forza. Professore, dobbiamo salutarci, spero che possiamo risentirci. Mi viene da fare una domanda un po' più triviale in conclusione della nostra conversazione, ma è mai esistito a suo giudizio un partito comunista o anche che non si dicesse comunista realmente marxiano? Uso questo aggettivo in opposizione al marxista, no? La dicotomia classica per cui il marxista è l'ortodosso indottrinato, ufficiale, istituzionalizzato, che non c'entra niente col marxiano, cioè col pensiero di Marx. È esistito secondo lei un partito marxiano? Io risponderei come ha fatto Marx, je ne suis pas marxiste, cioè no. No. Grazie al professor Fabio Minazzi. Grazie professore. Grazie a voi, grazie. Salve.